Un caffè con l'esperto è offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e Monterosso Costruzioni Generali. Ben ritrovati. È tornato a trovarsi appunto qui ad un caffè con l'esperto il dottor Lamberto Barzon, presidente dell'Ordine dei Veterinari della provincia di Padova, con il quale avevamo un conto in sospeso, cioè parlare in maniera approfondita degli animali d'affezione. Ben ritornato, dottor Barzon. Grazie. Allora, lei si è laureato a Bologna. Ecco, Bologna ha una certa fama, se non vado errato, per quanto riguarda la facoltà di veterinaria. Beh, oggi, volendo stilare una classifica delle facoltà di veterinaria italiane, dobbiamo dire che probabilmente se la giocano tra Bologna e Padova. La nostra città Abbiamo recuperato. negli ultimi anni, la facoltà di veterinaria di Padova è più giovane, è sorta in anni più recenti, Infatti. però ha recuperato velocemente. E sicuramente Bologna, Padova, Torino rimangono i centri di eccellenza per la veterinaria oggi. E poi magari alcune sono più votate a studiare o a prepararci sugli animali d'affezione, altre sugli animali da reddito, anche se la laurea in veterinaria è unica e uno che esce deve saper curare tutti gli animali. Poi nella pratica andrà a specializzarsi o attraverso studi o sul campo in determinate specie e oggi in determinate patologie all'interno delle specie. Quindi proprio un lavoro molto più specifico rispetto a chi si laureava appunto anni or sono. Lei, tra parentesi, appena si è laureata ha cominciato subito ad occuparsi della cura degli animali d'affezione. Io mi sono iscritto a veterinaria, come fanno molti giovani oggi, già con l'idea di cosa volevo fare da grande, ed era curare gli animali d'affezione. Solo che in quegli anni la sensibilità verso gli animali d'affezione è diversa, per cui la mia preparazione universitaria di allora è una preparazione, come oggi, a 360 gradi, ma molto mirata ai grossi animali. Come è cambiato, ad esempio, questo rapporto con l'utenza, diciamo così? Ma veramente in modo, 30 anni di veterinaria sono stati un cambiamento enorme. Lei deve pensare che quando io ho aperto avevo un piccolo ambulatorio che ho aperto con una piccola cifra che mia madre mi diede. Oggi se vuoi aprire una struttura veterinaria non c'è più la cifra della mamma che ti dà, ma devi andare in banca perché l'investimento è molto più importante, la sensibilità verso gli animali è cresciuta e questo è importante per la nostra professione, ma la rende una professione molto più che deve avere molte più responsabilità. Il professionista oggi ha di fronte un animale che intanto ha nei confronti del proprietario una diversa cioè il proprietario ha una diversa sensibilità nei confronti dell'animale. Una volta era l'animale che viveva nell'aia, oggi è l'animale che vive nella nostra casa, è l'animale che vive accanto al nostro letto. I miei cani dormono nella mia camera e i miei cani devono star bene perché se loro stanno bene sto bene io, ma anche perché se quel cane di notte si gratta perché ha una pulce, io non dormo più. Ci sono gli integralisti, cioè quelli che dicono per carità nessun animale in casa, i peli, le pulci e poi portano le malattie, così tra virgolette. Qual è l'atteggiamento più sensato in questo caso? Io lascio molta libertà a questo riguardo, penso però che la cosa importante sia che l'animale sia sano. Se l'animale è sano avremo accanto un animale sano e quindi anche il nostro rapporto ne trarrà minor danno se dovesse esserci. Quindi non mi scandalizzo della persona che lo tiene nel letto, né se vogliamo della persona che lo tiene in giardino. Però ognuno poi deve dare quelle attenzioni, avevamo parlato l'altra volta di questo, di cui il cane ha bisogno, che rimanga nel letto o che sia appunto in giardino. Non c'è, credo, un modo giusto di tenere il cane. Il cane deve essere tenuto in un modo corretto dal punto di vista sanitario, deve fare le profilassi di rito.
Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali. Ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+, anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita. Ecco, quali sono ad esempio l'iter classico? Qualcuno magari ha appena preso un cucciolo e dice: ma quante volte devo andare dal veterinario? Quanto mi costerà? Quali sono le profilassi che sono necessarie e indispensabili, quelle che eventualmente si possono anche evitare? Le profilassi servono proprio a evitare che il cane si ammali, quindi sono importanti. Le malattie classiche per cui vacciniamo il cane sono il cimurro, l'epatite, la parvovirosi, che è una gastroenterite virale, e la leptospirosi. Tra parentesi di queste, la leptospirosi è anche una zoonosi, cioè una malattia che può colpire anche l'uomo. Le altre sono malattie del cane che non possono dare fastidio all'uomo, ma però il nostro amico che sta bene fa star bene poi noi psicologicamente, quando lui sta male stiamo male anche noi. Poi un'altra malattia importante delle nostre zone è la filariosi. Nelle nostre zone abbiamo molte zanzare e la filaria è il vettore, cioè l'organismo che trasferisce da un cane ammalato a un cane sano la malattia. Poi abbiamo il problema delle pulci, abbiamo il problema delle micosi, sono tutte delle situazioni verso le quali possiamo mettere in atto o una profilassi oppure semplicemente avere l'attenzione di fare la diagnosi qualora compaia la malattia. Senta dottore, ma in base alla sua esperienza clinica, voglio dire, e anche così, mi tracci per cortesia un identikit del proprietario di cani rispetto al proprietario del gatto. È vero che c'è una differenza o è una leggenda metropolitana? Ma probabilmente se andiamo a scegliere il proprietario puro di cane, il proprietario puro di gatto, magari troviamo anche differenze, ma poi troviamo anche tanti clienti che hanno un cane e un gatto, e allora lì ti saltano tutte le classificazioni. Possono convivere un cane e un gatto? Possono convivere. Abbiamo visto convivere cani e gatti, ma abbiamo visto convivere conigli e cani, perché poi nelle nostre case oggi cominciamo a vedere conigli, cominciamo a vedere criceti. Naturalmente noi facciamo delle raccomandazioni, perché mettere un criceto vicino a un gatto possono anche convivere, però bisogna stare molto attenti perché il finale potrebbe essere anche diverso. Quindi tutto passa da come il cane è stato, o il gatto o l'altro animale è stato socializzato. Ci sono particolari periodi della vita. Il periodo immediatamente successivo allo svezzamento, che va dalla 4ª all'8ª settimana, sono un po' grossolano nel definirle, ma a grandi linee ci siamo, che servono a determinare i rapporti tra le specie. E questo avviene anche per l'uomo, tra il cane e l'uomo. Un cane che non ha avuto rapporti sociali con l'uomo in quel periodo ha difficoltà poi a riconoscere nell'uomo l'amico. Qual è l'errore più frequente che viene commesso in questi casi? Se quello ad esempio di proteggere troppo il proprio cucciolo, cioè non farlo incontrare con altri animali, soprattutto se sono più grandi. Cioè io vedo ad esempio certe persone che sono terrorizzate e prendono il cane in braccio. Allora, un aspetto è del cane da adulto e l'iperprotettività che possiamo avere nei confronti, però il cucciolo è il classico esempio. Da un lato, non essendo ancora ben vaccinato, ci verrebbe voglia anche a noi veterinari di dire: non andate in giro nei giardini pubblici, perché è come portare il bimbo all'asilo, si prendono di tutto. Però nello stesso tempo quel bimbo che va all'asilo va a conoscere i bimbi della sua stessa età e quindi ha dei rapporti, promuove degli atteggiamenti che non avrebbe se rimanesse chiuso in casa. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio. Io credo che il cane vada portato in giro. Poi un altro aspetto molto importante delle ultime periodi è di salvaguardare il periodo in cui il cucciolo sta con la madre. Una volta si tendeva a togliere i cuccioli molto presto, ma l'apporto educativo della madre si è visto essere molto importante, per cui il cucciolo oggi si dice debba stare fino ai 2-3 mesi insieme alla madre e ai fratelli, perché in quei momenti impara delle cose che noi non possiamo insegnargli. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali. Ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+, anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Sembra quasi inutile ricordare che è assolutamente da sconsigliare l'acquisto a mezzo internet di cuccioli che provengono dai paesi dell'est, proprio perché vengono staccati dalla madre in maniera estremamente precoce, spesso non hanno la profilassi necessaria e poi si va ad alimentare la delinquenza. Quindi mi raccomando, lo ricordiamo, lo ripeto, magari ho detto un'ovvietà, ma è sempre bene puntualizzare. Abbiamo sempre parlato di cani, gatti, eccetera, ma qual è l'animale più strano o più curioso di cui lei si è occupato? Ma nel mio caso è stata la lince africana. Una lince africana? Una lince che africana. è arrivata con i barconi? No, era in uno zoo, diciamo, aveva subito una ferita. Sono animali questi, io mi sono occupato anche un po' di questi animali. Sono animali un po' difficili da trattare, perché non è come il cane che lo visiti, eccetera, eccetera. Sono animali che sono un po' difficili da trattare. Nel mio caso quella lince aveva una ferita importante, andava curata, medicata, l'abbiamo ricoverata per un certo periodo, l'abbiamo sistemata, è il mio animale strano. Insomma. È il suo animale strano. Senta, dottore, il rapporto che noi abbiamo con l'animale d'affezione, torniamo anche un po' su questo aspetto che abbiamo visto nell'altra occasione in cui ci siamo incontrati. È fondamentale che uno capisca qual è il proprio stile di vita e associ al proprio stile di vita un animale che abbia delle caratteristiche simili, altrimenti si rischia una tragedia. Il problema dell'aggressività canina e dei danni derivanti da essa è importante. Purtroppo i fatti di cronaca che ogni tanto i media ci riportano ci dicono che possono essere anche molto seri fino ad arrivare alla morte di magari dei bimbi qualche volta. Allora ci sono sempre delle spiegazioni dietro a questi comportamenti e sicuramente anche se i proprietari vanno a dire questo cane non aveva mai mostrato aggressività, questa è una non verità. Nel senso che loro non si sono mai accorti che quel cane mostrava fenomeni di aggressività. In verità aveva dato dei segnali, molto probabilmente. Quali sono questi segnali, ad esempio? Nell'ultimo periodo si notano in Facebook dei filmati dove vedi bambini e cani che giocano insieme. E naturalmente hanno montagne di click perché sono simpatici, sono belli, però vedere il comportamento di quel cane per un esperto vicino a quel bambino si nota che c'è un fastidio. Lui subisce l'atteggiamento del bambino, magari perché è anche ben educato, eccetera, eccetera. Però se quel cane magari è un po' meno ben educato, un po' meno cosciente del suo ruolo e così via, faccio solo un piccolo esempio per finire. Dica. Noi abbracciamo spesso il cane. Per il cane essere abbracciato è un fastidio. Nella specie canina l'abbraccio come manifestazione di affetto non esiste. Quindi capiamolo che abbiamo un linguaggio diverso e che dovremmo avere un minimo di conoscenza del linguaggio dei cani. Abbiamo 30 secondi, parliamo dell'ape, del problema delle api. Allora, il problema delle api, mi piace ricordare e puntualizzare il fatto che il miele, che è il prodotto delle api, è un alimento ed è un alimento di origine animale, quindi è giusto che anche il miele sia nelle attenzioni del medico veterinario. La legislazione italiana purtroppo in questo senso non è chiarissima. Anche l'uso di farmaci nel miele, che non è regolamentato in modo chiarissimo, può essere pericoloso. Le api vengono trattate farmacologicamente perché oggi abbiamo un grosso problema di sopravvivenza delle api legato a fenomeni ambientali, a fenomeni di malattie che non riusciamo a controllare. Questi farmaci attraverso il miele arrivano alle persone e quindi è un fenomeno molto delicato. Poi vi è all'attenzione mondiale appunto il fatto che le api sono in pericolo. E questo è molto grave perché sappiamo che l'ape è colei che permette l'impollinazione e quindi quel meraviglioso modo di scambiarsi il materiale genetico tra le piante, i fiori, eccetera, eccetera. In Cina lo fanno a mano, ma non vogliamo imitarli. Grazie al Presidente, mi riferisco all'impollinazione, grazie al Presidente dell'Ordine dei Veterinari della provincia di Padova e non solo, il dottor Lamberto Barzon, e alla prossima con un caffè con l'esperto.
Un caffè con l'esperto è stato offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e Monterosso Costruzioni Generali.